Sulla griglia non siamo piazzati troppo bene. Dovrai guadagnare posizioni lottando con le unghie e con i denti. Bella raga, ciao a tutti il comandone veneziano, disastro in Bahrain, la Red Bull veramente non c'è, anche Verstappen dopo la grande vittoria di Melbourne veramente fatica, non c'è proprio, non lo so, manca il feeling come si suol dire. Secondo me l'aggiornamento in Cina, quello grosso dell'aerodinamica, porterà a grandi miglioramenti, siamo 18esimi, prevista una sosta, facciamo una sosta solo e dobbiamo fare una rimonta epica. Raga, andiamo, e che altro dire? Il Cume deve fare rock and roll, vai. Mamma mia che partenza oscena. Siamo addirittura ultimi. Adesso devo buttarmi e pregare. Mi butta e prego, brutta e prego. Non è andata bene. Poi tutti hanno le super soft. Sono io l'ultra soft praticamente. Bene. Sono quelle cose della vita che mi fanno godere. Leggera toccata di... Siamo 12esimi. Ottima rimonta. 6 posizioni guadagnate, di più non potevo fare. Adesso però ho la macchina per recuperare. Attenzione, bloccaggio di Esteban. Dai che Olmo, dai. Una partenza decisa, ben fatta. Dai che sono Tagoir, dai che sono griffato Tagoir. Belli orologi tag. Vai, vai, vai. Vai, vai. Attenzione però, Alonso ritorna. Bella lotta tra Alonso, 2 volte campione veneziano. Un giovane ragazzotto di Venezia che vuole vincere tutto. E siamo decimi, altro sorpasso. Mamma mia che scodata. Ok. E adesso andiamo a caccia di Esteban Ocon, nato a Tarvisio. No scherzo francese. Non mi piaceva l'idea di un ragazzotto di Tarvisio. Valtteri Bottas 1.34.014, fastest lap. Attenzione, Alonso rompe i maroni, Alo ci prova, Alo ci prova. Ma chiude la porta il Cume molto bene. Solo che noi sentiamo tanto la differenza da soft a super soft. Tanto anche Leclerc super Alo. Si fa fatica Beppe. Si fa molta fatica. Attenzione tanto, primo ritiro dalla mappa, sembra una Williams. Bandiera verde. Dai, niente, safety car non arriva, molto god. Lance, Stroll fuori dai giochi, Stroll fuori dai giochi. E noi teniamo duro, nonostante la mescola più dura. Questo è importante ragazzi. Dai che dobbiamo divertirci insieme. È molto difficile così ragazzi, ma lo voglio fare. Senza pause, senza salvare. Tutta una tirata. Tutta una fottutissima tirata. Monte Carlo, chiaro che ci sarà il ritiro, penso alla prima curva, però vabbè insomma. Questi sono dettagli. Dai ragazzi, dai. Va bene così, siamo ancora vicini. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Mi fa molto piacere. Tanto veramente c'è bagarre dietro. C'è proprio il bagarotto, siamo decimi, chiaramente non ci soddisfa, ma siamo partiti 18esimi, quindi non possiamo pretendere grandissime cose. Ricordo il livello di difficoltà 95. Non traiettoria 50%. Qualche aiuto. Che se no ragazzi veramente, se penso come andavo una volta a livello di difficoltà, una volta giocavo a 70 praticamente. Qualche passetto l'ha fatto il Cume. Siamo vicini comunque a Esteban. Stiamo tenendo il ritmo con una mescola inferiore. E godo. Solo che non sarà facile superare la Force India.
stare molto attento che fare sorpassi puliti non posso permettermi di danneggiare minimamente la monoposto. Vai Kume. Colpisce il cuore, Kume, colpisce il cuore. Neanche qua. E adesso deve arrivare il sorpasso però. Vai. Purtroppo però il DRS è anche Esteban. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Lunghissimo, 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 non ci credo. Non ci credo. Ocon. Non ci sono riuscito a superarlo, che bava. Che fortuna. Attenzione, cosa è successo? Ocon fuori dalla gara. Oddio, ho ucciso Ocon. Ma come? No, scusate, ma questa non mi è chiara. Ho danni? Ma che cazzo? Non lo so, forse perché tra l'altro pilota un contatto c'è stato con Ocon, ma non mi è sembrato nulla di pauroso, sinceramente. Non la capisco proprio questa, sinceramente. Un momento di panico per il Kume. Mi scuso se è successo qualcosa, ma non ho proprio capito. Boh, vai. No, spero c'erano polemiche sicuramente, mi dispiace. Tanto mi supera Leclerc. Mi sono un po' distratto anch'io, onestamente. Ma non vedo neanche detriti in pista, boh. Vabbè. Tanto Leclerc mi supera. Ma ho danni? Ma ho danni? Boh. Non si è proprio capito cosa è successo. Che addirittura da farlo ritirare. Pazzie comendiane che non mancano mai. Ma andiamo avanti per la nostra strada. Il Kume si sente innocentissimo. È vero che ho sbagliato completamente la staccata, ma sono andato dritto? Cioè, oddio. Non è che ho tamponato qualcuno, cioè, in maniera proprio arrogante. Sono andato dritto, punto. Capita a tutti di sbagliare una staccata. Però siamo in grossa difficoltà perché Leclerc mi ha superato e ha la stessa mia mescola. Pare che le alfa sono fortissime, le ho veramente potenziate alla grande, però non si riusciamo a superare bene Leclerc. Ok, arriva il sorpasso. Molto bene, sono soddisfatto di questo sorpasso. Mi dispiace, ripeto ancora, per Ocon che addirittura si è ritirato a causa mia, ma Il distacco dalla prima è non so il 11,5 perché. secondi. Dai ragazzi, su. Ai ai ai, che dura. Il distacco dalla vettura davanti è 2,2 secondi. Comunque stiamo tenendo abbastanza bene, questo mi soddisfa. Contando che loro ripetono le super soft. È una gara importante del veneziano, con unica pecca. L'errore nella curva 1 che ha portato al ritiro di Ocon. Siamo nel corso del sexto laps.
Qualcuno va ai box intanto e comunque sono vicino. Max è rientrato ai box. Max ai box, non può ammazzare nessuno. Max ai box. Guarda anche. Guarda le Alfa Sauber come sono forti, mamma mia. Poi Leclerc che mi ha veramente appiccicato Charles. Noi però stiamo tenendo bene. Comunque la Red Bull è una buona macchina, la seconda migliore del Circus. Ma qui in Bahrain però ho visto un leggermente inferiore. Andiamo di DRS. Pompa come pompa. Bottas è primo. Mi fa piacere. Tanto va nei box i primi. Va nei box tutti praticamente. Sono primo, raga. In questo fottutissimo istante sono primo. Siamo partiti 18esimi. Qua mi colpisce Leclerc però, gli avranno dato sicuramente un avvertimento. Attenzione, Leclerc rompe i coglioni l'Alfa, mamma mia. Mamma se li rompe. E lotta vera. Siamo primi ma non durerà molto. Dai Kuma, dai. Deve spingere come un forsennato l'asso veneziano. Dai. Ok, Leclerc comunque non è lontano, Leclerc tiene il passo, complimenti Charles. Addirittura mi supera, però va al bloccaggio Leclerc. Mamma mia che lotta. Una Force India si è fermata a testa coda. La strategia sembra buona comunque. Almeno questo lo possiamo dire. No, qua brutto errore del Come. La sosta per noi è prevista nel 13° laps. Qui in Bahrain. Leclerc non molla. Io non ho un ritmo devastante, tutt'altro. Mamma mia Leclerc come rompe i maroni. Eccolo qua Lec.
Il distacco dal tuo compagno dietro di te è Provo a buttarmi all'interno 16,6 secondi. e ce la riprendiamo. Ma stiamo perdendo tempo entrambi. Infatti se parlo poco adesso ma è importante fare i giri importanti, i giri buoni, perché tra un po' c'è la sosta. Tanto Bottas ormai sta arrivando Valtteri. Oh, Leclerc comunque veramente, cioè, l'Alfa, grazie anche al Cume, è diventata una signora squadra. Aggiornamento completo gara. No, ho perso, affanculo, allora volevo sentirlo. Leclerc mi risupera. E noi ce la riprendiamo. Mamma mia che sfida. Diciamo che sta andando meglio in gara rispetto alle qualifying session. E questo è molto importante. Molto bene, molto bene. Stiamo veramente facendo il massimo adesso, eh? Bella questa... mamma mia che rischio. Se avete sta coda là o sei fuori e finisci la gara o comunque perdi tantissime posizioni. Bottas sta chiaramente recuperando. Devo capire quanto posso tenere anche più di 13 giri. Più tardi vado chiaramente meglio è. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Ok, boss. Leclerc è sempre là, Valtteri sta arrivando agli altri, fanno più fatica, forse sono imbottigliati da Alonso. Da quel che vedo. Alonso me li sta imbottigliando. Il Cume insegue ancora il primo podio. Prima stagione, migliori risultati 2 quarti posti in Ungheria e ad Austin. Qua siamo primi da un po' di giri, ma dobbiamo ancora fare la sosta ai box. E tutti gli altri hanno optato per strategie veloci perché Bottas ha messo ancora una volta le super soft. Che bella gara comunque, che bella gara, come ho rimontato bene. C'è solo quella macchia di Ocon che ancora non ho capito, ma va bene. Adesso Leclerc però è tanto vicino. In questo giro, forza! Complimenti a Charles Francis for Coppola Leclerc. Ok. Bella mossa, ben fatto. Grazie caro.
Io provo ad allungare. Come sta messe le gomme? Insomma 51%. Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Non posso rischiare. Non posso minimamente rischiare. Finisco la miscela magra e basta, così recupero un po' perché siamo veramente agli sgoccioli. Bottas è arrivato, complimenti a Valtteri, bell'uomo Valtteri, e soprattutto bella figa che è. Box, box, box. Box, box, box al 13° laps. Lascio la prima posizione, mi ero un po' affezionato. Il Cume va ai box. E anche Charles. Dai fioi. Veloci, veloci. Bravi, esci bravi. ora. Siamo sesti in questo momento. Settimi, ottavi. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Ero Fai nono. attenzione alle gomme adesso, devi rimaniamo finire la gara noni. con il treno attuale. No, vado lungo. Che uscita di merda dei box. E siamo decimi. Che cagatissima che ho fatto. Il cagatone veneziano. Decima posizione, però tanti devono rientrare ai box, So che dopo tutti avranno una miscela migliore alla mia. Una mescola, scusate. E questo non sarà bello. Però il Cume ha la macchina e le capacità per fare comunque una buona rimonta. Sono sempre i colpi di scena che nelle carriere cumendiane ci sono sempre stati. Bene, abbiamo energia a sufficienza. Passa in modalità sorpasso e provaci. Con calma, Bomber, con calma. Tanto nessuno va ai box. Nessuno va ai box. Ancora lungo. Bello, bellissimo. Questo è bellissimo. Leggero appoggio sul pneumatico. Ma tutto regolare. Tutto iper regolare. Questo è il sorpasso. Questi sono i sorpassi che vogliamo da veneziano. C'è Kevin Magnussen. Distacco dall'auto davanti, 2,1 secondi. Ma che siamo di miscelotta grassa. Adesso dobbiamo finire la gara così. La possiamo finire così. La dobbiamo finire così. Pretendiamo di finirla così. Siamo a metà gara giusta. La classica metà gara cumendiana. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Va bene. Tanto qualcuno ai box. Dai, 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 dai. Dai che andiamo, dai che andiamo. Buon giro. E superiamo anche Bottas. Stiamo davanti a Valtteri, solo che Valtteri ha comunque le soft. Quindi sarà impossibile tenerlo.
Però grande giocata di veneziano qua. Grandissima giocata del talento. No, sti errori come. Che bello stare davanti a Valtteri. Che magia stare davanti a Valtteri. Il Cume sta dando tutto, non stiamo guidando per niente male. Tanto vanno nei box gli altri. Dai che c'è Gigio nei box. Ok, il distacco è 13,9 secondi. Attenzione Magnussen. Mamma come entra Magnussen aggressivo. Come è entrato aggressivo Kevinone. Beh, che la strategia a una sosta può essere veramente positiva secondo me. In una gara dove possiamo dire la nostra. Non so se le Ferrari sono già andate ai box, sinceramente. Penso di no però ancora, eh. Attenzione. Max è rientrato ai box. Max ai box. E siamo quarti. Bisogna capire ste gomme tengono, adesso dopo sarà impossibile tenere dietro loro però. Questo sarà il vero problema. Però grande rimonta del Cume, eh. Stiamo veramente dando tutto. Quarto posto per il momento. Quarto posto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,4 secondi. E va ai box anche l'altra Ferrari. Va nei box tutti, c'è attenzione Bottas. Bottas mi supera. Devo stare molto attento adesso. Mamma mia. Bottas è primo adesso. Anche lui alle medie.
E vai di sorpasso. Incredibilmente siamo primi, ragazzi, tutti hanno fatto le soste, non ho parole, non so cosa dire. Sta venendo fuori per il momento una gara magica. Non mi sembra vero, o è successo qualcosa, non lo so. Però è dura con Bottas, eh. È veramente dura. La strategia una sosta mi ha portato in prima posizione. Il distacco dal tuo compagno Bottas di squadra mi supera. è 7,8 secondi. E ce la riprendiamo. Leclerc è terzo comunque. Che gara, fioi. Che gara. Io non so come sia possibile. Ma questa strategia ci sta portando al comando della gara. Dal 18° posto. Stanno arrivando gli altri di gran carriera. Però non capisco perché Bottas ha messo le mie stesse gomme, doveva mettere la super soft. Mi ha dato un grosso vantaggio questo. Ci ha fatto due soste in più, ho fatto una sosta in più per avere alla fine le stesse gomme mie. Non ho proprio capito la strategia degli avversari, non l'ho proprio capita. Tutti hanno fatto una sosta in più per avere le stesse mie gomme nell'ultimo stint, ma che cazzata è? Ne devo approfittare, ragazzi. Per favore, riduci l'erogazione Sì. delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Attenzione Leclerc. No. Mamma mia. Attenzione l'Alfa, ragazzi. No. Madonna, qua viene addosso lui. Ecco, Vettel ha fatto la strategia giusta. Il Bibitaro sì. Il Bibitaro l'ha fatta giusta, comunque l'Alfa incredibilmente lotta per la vittoria. Adesso sarà veramente iper dura. Lasciatemi dire iper, che mi dà un senso di emozione. Certo che Vettel gira 2 secondi più veloce rispetto a noi. La tensione è altissima, mi ritrovo primo grazie alla sosta in meno e grazie a una strategia curiosa da parte di Leclerc. Hamilton non si sa dov'è. Stiamo andando bene però per il momento. Attenzione ancora a Leclerc, anche Vettel ci prova. Mi hanno superato addirittura in 3. E dopo l'incidente di Ocon ho avuto un po' di paura. Porca miseria. Ecco, mamma mia. Collisione con Bottas sì, ma non è colpa mia. Mi dispiace. Splendido, bella mossa. Ma guardate Leclerc incredibilmente al comando con le medium. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Ma che macchina ho creato per la Sauber, ragazzi? Mamma mia. Sarà dura tenere la macchina
Ha già il 26% le gomme, adesso arriverà tutti i problemi. Adesso arriveranno tutti i problemi. Ho fatto il massimo però, Guarda Vettel come è rallentato da Leclerc. Guarda, Vettel ci prova con arroganza. E se le danno anche loro di santa ragione. Sarebbe bello finire sul podio. Attenzione qua, Vettel ancora lo supera. Vettel se ne può andare adesso. Vettel è ora in testa. Beh, Vettel se ne va anche adesso con le super soft. Cioè con le soft, scusate. No, mamma mia. Però stiamo tenendo dura, la cosa mi piace. Non riesco a tenere il ritmo neanche di Leclerc però, Cosa si sta inventando Charles con la macchina mia? Andiamo un po' lunghi. Ma ci siamo. E abbiamo una bella macchina adesso però, Sembra migliore rispetto alle qualifiche. Non so come sia possibile, ma va bene. Vai che lo possiamo superare, Charles. Vai, 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 vai. Molto bene. Devono tenere il secondo posto, il primo lo vedo un po' improbabile con Vettel con le soft. Verstappen è là anche lui. Mamma che remontata. Mamma che remontata. La Ferrari come macchina è inferiore a me quest'anno, ma il problema è che ha la gomma migliore, più morbida. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Dai Leclerc, rallentami la Mercedes. Gara molto tirata. Anche Raikkonen alle soft però. Sta arrivando anche chi, mamma mia che sbaglio. Oh, no, non ci credo. Ma non ci credo, Raikkonen, hai visto però, ragazzi, cioè, vabbè. Guarda quante ne ho perse. Cioè non è che Raikkonen ha fatto il bravo, Anche loro tamponano, sinceramente non mi preoccupo più. No, sinceramente non mi preoccupo un cazzo. E vaffanculo però. Grazie Kimi, sempre un amico. Quelli con le soft non li posso tenere. Ferrari è pronta a fare doppietta. Con le gomme al 37%.
Mamma mia, Raikkonen come mi ha buttato giù Kimi. Ok, altro giro andato. Sarebbe bello portare a casa il primo distacco dalla podio. prima posizione è 6,6 secondi. Dopo un 18° posto in qualifica, sarebbe Epicus. Sta arrivando anche Verstappen, che lui però le soft, ai ai ai. Podio a rischio, signori. Podio a rischio. Questa Raikkonen qua ha rallentato molto. Qua Kimi ha rallentato forse in risparmio carburante o in risparmio Ers. Madonna, le sto tentando tutte. Devo spingere forte perché sennò mi supera Valtteri o Verstappen. Voglio il primo podio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Mi fa piacere. Attenzione al prossimo penalità. Ai ai ai, brutto errore qua. Gratuito più che altro. Abbiamo sorpasso. Dai che Raikkonen non sembra velocissimo. Mamma mia, le gomme finite. Oh. Che gara. C'è equilibrio con Red Bull, ripeto, la seconda miglior squadra. Ma in questo momento c'è Mercedes prima, Red Bull seconda. Ma in questo momento è doppietta Ferrari. Il mondo è curioso. Il mondo è curioso. Devo stare molto attento adesso, ci giochiamo tutto. Siamo tutti attaccati. Merda, Bottas. Tengo la posizione un po' a fatica. Dai che voglio il primo podio, lo pretendo. Adesso mi tengo un po' di Ers per poi tentare nell'ultimo o penultimo giro l'impresa. La provo qua. Il come vuole rischiare, il come vuole rischiare. Il come si butta. E arriva la second place. Ma Raikkonen ha dei problemi. Con le super, con le soft. Comunque sta andando lento anche Bottas, lo supera. Vettel se n'è andato. Fuga vettelniana. Rimonta e strategia leggendaria fino a questo momento. Però Bottas mi supera. Mamma mia, ci stiamo divertendo. Quanti sorpassi. È più bella così però i video. Bottas mi ha proprio mangiato Valtteri. E bravo Valtteri. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. E bravo Valtteri, Raikkonen ha dei problemini invece secondo me. Siamo attaccati, siamo attaccati.
Sei all'ultimo giro. Il Cume ci prova. Il Cume si pappa Bottas di nuovo. Mai visti così tanti sorpassi. Siamo di nuovo secondi. Lo fai sembrare facile. E ancora Bottas. Mamma mia. Stiamo zitti. Fino alla bandiera a scacchi dove non deve più volare una mosca. Dai raga, dai. Sta venendo fuori una gara quasi senza senso. Ultima curva, final curva in un inglese perfetto. E andiamo a portare a casa il primo podio in carriera e soprattutto un secondo posto epico da 18esimo con molta fortuna, ma anche con l'intelligenza di fare una strategia guida, vincente. Che stile! La tua prestazione ci ha reso felici. Yes! Vince la Ferrari, ma oggi il vero vincitore è veneziano. Ed ecco il nostro vincitore che accede con la sua Ferrari nella corsia dei box. E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un uomo in tuta rossa sale. Guarda il Cume. Più alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. E bravo veneziano. Ci è andata bene, eh? Non esaltiamoci. Ogni tanto capitano queste cose, non esaltiamoci, lo sappiamo. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica. Siamo quarti piloti. nel mondiale. Vettel in fuga. Noi siamo primi nella costruttori. Un risultato straordinario. Per noi è il primo podio. E vaffanculo. Una prestazione incredibile, immagino sarai soddisfatto. Hai avuto problemi con tutto quel traffico? Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? Sì, è buona strategia soprattutto. Non è stata una gara pulita, ti pare? Calamita per idioti. Ti ringrazio. Grazie a te amore. Raga, un saluto del comandante veneziano. È arrivata finalmente la prestazione comendiana. Ciao!